È arrivato il momento di dire addio ai miei genitori, alla mia casa, perché sto per trasferirmi a Roma. E ve lo sto dicendo mentre sono le 00:26. È tardissimo, io sto preparando tutti i bagagli. E qua c'è anche il mio amico che mi è venuto a salutare. Ciao raga. Vabbè, mia sorella là in fondo. Raga, ci siamo. Io direi che adesso che stiamo finendo di fare i bagagli, ci vediamo tra pochissimo quando mi sveglierò. Saranno tipo le 4 del mattino, quindi ci vediamo tra 3 ore e mezza e vi spiegherò bene il tutto. Detto questo, mi auguro una buona notte. Ok, ho i capelli un po' alla pazza, ma ci siamo. Sono circa le 3:55 del mattino. E sì, raga, dovrò lasciare casa mia. Ed è arrivato il momento. È arrivato il momento di trasferirmi a Roma. È arrivato il momento di lasciare casa, lasciare mia madre, lasciare mio padre. Non so quando li rivedrò. È un biglietto di sola andata senza ritorno. Quindi, boh, la cosa che mi dispiacerà più di tutti sarà lasciare Rio, che purtroppo non posso portarmelo perché io ho intenzione di scendere almeno una volta al mese e quindi in aereo i pappagalli non possono viaggiare. Cosa ne pensa Vinx di tutto ciò? Ti mancherò, bro? Beh, mi mancherai ed è tristissimo pensare a che non devi venire più, però è sicuro che io verrò a Roma. Ok, ottimo. No. Ci siamo, le preparazioni sono qua. Io direi subito di prendere il nostro bello zainetto, ragazzuoli. Wow, pensare che devo lasciare Rio, Vinx, mi piace un po' il cuore, non puoi capire. Guarda, cammina. Andiamo che ci stiamo mettendo a piangere. Mamma, è arrivato il momento. Io posso credere. Mamma, non piangere, mamma, dai, non piangere. Vieni qua, dammi un abbraccio. Questo non è un addio, mamma, non ti preoccupare, ci rivedremo presto. No, non piangere, mamma, no. Ma si sta emozionando, Vinx sta piangendo. Allora, lascia stare, che è meglio. Ma ok, mamma, non ti preoccupare. Vieni qua, mammina. Ragazzi, sta piangendo mia madre. No, mamma, ma gli occhi, ma no, non piangere, mamma. Ci vediamo presto, non ti preoccupare, starò bene. E ci sentiremo ogni giorno. Comunque dai, chatteremo, ci vedremo. Mamma, non piangere, raga. Ma sta piangendo. No, raga, io non posso vedere queste cose. Gli addii sono sempre brutti. Mia mamma non verrà a lasciarmi in aeroporto. Ed è suonata la quinta sveglia di oggi. Ok, per farvi capire, sono adesso le 4. Interrompiamo. Sì, stavamo dimenticando il telefono. Ragazzi, mia mamma è fuori che piange. Non so che dire. Boh, sono sempre brutti addii. Vi porterò con me in questo viaggio. Vado a rivedere Cap, Kazu e tutti gli altri che stanno a Roma. Quindi diciamo che sarà una bella cosa. La cosa più brutta sarà dare il messaggio di arrivederci finale a mia madre, ai miei amici. E vabbè, compagnia bella, mio padre, mio nonno che mi vuole accompagnare in aeroporto. Andiamo col viaggio, ma prima, mamma, ultimo abbraccio. Vieni qua, ti voglio bene, mammina. Ci vediamo presto. Sì, ci vediamo. Non piangere, dai, non piangere. Non ti preoccupare, starò bene, mamma. Ciao. Ciao, mamma. Andiamo però, ragazzi, è arrivato il momento. Che brutti gli addii. Vi voglio bene, famiglia, ciao. Ragazzi, Vincenzo ha deciso di accompagnarmi fino al controllo bagagli. Raga. Boh, cioè, È dura. è dura perché comunque, cioè, io i miei genitori piangere così non li ho mai visti. Cioè, sembra che non li vedrò mai più, raga. Semplicemente mi sto trasferendo momentaneamente. Lo so che è difficile da credere, però comunque sia, vabbè. Dai. Adesso siamo in aeroporto, io tra circa mezz'oretta salirò sull'aereo, quindi dai, vi porto con me. Ragazzuoli, benvenuti a Roma. Siamo qui a Roma, raga, come vedete. Adesso ci stiamo dirigendo verso gli autobus per andare a incontrare il manager Vincenzino e poi incontrare tutti gli altri. Raga, Roma è un altro mondo. Cioè non ha niente a che fare dove vivo io, che comunque è un piccolo paesino.
Raga, palazzi assurdi, aeroporti lunghi chilometri. Ci sono voluti 3 chilometri per uscire dall'aeroporto. Let's go, andiamo nell'autobus e andiamo a incontrare Vincenzino il manager. E mentre camminavo incontro il mio primo amico romano. Ragazzi, Ragazzi, lui è il mio amico che è venuto al mio compleanno. Ma che ci fai qua? allora, Gio? io camminavo per Roma, sono seduto ad un tavolo per fare colazione. Ma Che incontro! Ci casissimo. siamo seduti nello stesso Però tavolo. il nostro obiettivo è andare a incontrare il nostro manager Vincenzino. Esatto, che a quanto esatto. pare io non so la casa. Se tu mi ci porti. Sì. Ma andiamo. dov'è Vincenzo? Che so io, ma scusate, io sono qua all'avventura. Va bene, ma... Ora che ci penso, ma le mie valigie? No, Crazy, dove le lasciate? Fra nel bar le ho lasciate. Raga, ho dimenticato le valigie. Ragazzi, sta arrivando. Sta arrivando. È lui. Non ci credo. Quale onore. Il nostro pelatore di fiducia. Vieni qua. Non lo so quale. Vieni qua, posso passare la pelata? Sì, certo. Ragazzi, l'abbiamo incontrato. Allora, cosa facciamo? Gio, Andiamo a prendere un vito. un dito. Ma stiamo andando in taxi? E siamo qua ad affittare una bella macchina. Hai detto una Lambo? Una Lamborghini? Sì, Vai, let's è un go. modello speciale di Lamborghini, un pochino più quadrata, più alta. Vai. Allora ragazzi, siamo qua ad affittare una bella macchina. Sarai stupito. Vai, mi ha detto che è una bella Lambo. Oh mio... ma questo è un furgone. Sta scherzando? Questa è la nostra macchina. Questo qua è un furgone, non è una Lamborghini. Somiglia. Ma cosa Ha lo stai... stesso colore della Lamborghini. Ma quella è una Ferrari, prendiamo una Ferrari. Sei pronto, Gio? Vai, Con questa cavalchiamo, raga. Mamma mia, la nostra bella Ferrari è pronta. Il nostro coso l'avete già visto, è quello là. Potevi affittare una Ferrari, eh? Non risponde perché sa che ha ragione. Una Ferrari ci voleva. Manager, la prossima volta spenda più soldi. Una Ferrari. E finalmente ci siamo arrivati nella casa degli YouTubers. Apriamo, cioè in realtà sono aperte le porte. E prima voglio andare in camera di questo birbante se c'è. Eccolo qua. Bella Crazy! Comunque, eccomi tornato, bro. finalmente ci siamo, Crazy. Ci siamo. Ma aspetta, spiegami un attimino. Quindi tu ti sei ufficialmente trasferito nella casa degli YouTuber? Ho abbandonato la mia famiglia e sono nella casa degli YouTuber. Andiamo, vediamo qual è la reazione di Cap. Andiamo da lui, cioè, vedi, nel senso. Cosa sta facendo Cap in questo momento? Bella, bro! Come va? Bella, finalmente! Ma ti trasferisci? Sì, sono ufficialmente nella Sì! casa degli YouTubers. Ci siamo, raga, siete pronti a... No, aspetta, no. Ok, ho capito che io praticamente me ne ritorno in Sicilia. Fate quello che dovete fare. No, Crazy, stavamo scherzando, solo che lui lo sai, Capo, ogni tanto. No, perché se... vabbè. Comunque sia, tante avventure ci aspettano. Urlo finale per chiudere il video.